il Giro d'Italia. Sarà un rischio perché mi stancherò tanto, rinuncerò ad altre gare, però voglio fare subito il Giro, voglio subito testare le mie abilità sul Giro d'Italy, in inglese pur. Ok, dopo questo vaneggio direi che possiamo anche andare. Vabbè, qua siamo a 7 km. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Proverò sicuramente a fare uno scatto prima, è tutta pianura purtroppo. Fanculissimo. 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 Vediamo il Cume se ce la fa. Vediamo il Cume se ce la fa. No, 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 no. No, no, no. Oh. Ma no, ma che coglione. Allora, questo veramente mi fa capire come il Cume sia rincoglionito. Vabbè. Sono partito prima e pazienza. No, in realtà non ho sbagliato. Oh, c'è Cavendish, sì, ciao. No, no, non ho neanche sbagliato in realtà, il problema è che veramente... Beh, aspetta. Beh, sarebbe bellissimo arrivare terzo, ma la vedo un po' dura. Tanto vince la grande Cavendish, porco di un Cavendish. Niente, perdo anche il podio, porca troia. Ma in realtà ho fatto le cose bene, in realtà sono partito giusto, il problema è che non pensavo ci fosse gente come Cavendish. Dai, almeno quarto. Dai, 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 yes! Grandissimo quarto posto. Peccato, ho sfiorato il podio di pochissimo, porca chilometri giusti all'arrivo e vedo un Cume un po' affaticato. Vedo un Cume un po' affaticato, vediamo la mappa, adesso c'è l'ultima salitina. Sarà dura, vediamo. Dai, attenzione, parte il porco. Qualcuno parte, ma per me è presto. Qualcuno parte. Vediamo Gross qua, beh insomma, è forte in collina, ma è bene cominciare a tirare. Ok. Perfetto, sono ancora là. Stiamo qua. Io direi di aspettare prima di scattare. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Ancora. Madonna, fanno 1000 scatti sti stronzi. Ma avrà sto porco maledetto. Falling behind. Mamma mia, guarda come stanno pompando, mamma mia, sarà impossibile tenere il ritmo di questi. Il primo se n'è abbastanza andato, ma neanche troppo in realtà. Usiamo il gel energetico. E il come ci prova. Il come ci prova adesso, forse un po' in anticipo, ma il come ci deve provare. E il come però può tentare il miracolo. Attenzione. Il primo è andato, ma arriviamo secondi, grandissimo. Grandissimo secondo posto, mamma mia che cume. Mamma mia che veramente incredibile. Sono secondo nella generale, primo a punti, secondo in quella giovani, cioè... Lasciamo perdere, devo solo stare tranquillo. Ci sono fenomeni incredibili in questo giro, eppure siamo secondi per il momento. Siamo secondi, abbiamo un +2 di giornata anche. Devo tenere bene qua. Non devo farli scappare via assolutamente. Ci sono certi che hanno 82 in collina, raga, 82 in collina contro il mio 75, si sente la differenza. Eccolo qua, Half Philip, sto stronzo qua, Quintana, ragazzi, abbiamo gente fenomenale, Betancourt, Landa, cioè... E sono qua però, fino al mio terzo anno. Parte l'austriaco porco. Parte l'austriaco porco. Cerchiamo di non scattare ma di prendere. Contrattacco by Chiccancari. Non facciamoli scappare via, non devono scappare via ste merde. Ok, siamo qua. Siamo tutti qua.
E certi sono più scarsi di me in montagna, quindi tenere questo, poi c'erano le tappe quelle difficilissime, possiamo fare una gran giro di Catalogna, eh? Basta stare tranquilli. Siamo rimasti in 80 nel peloton. 8 km. 8 km. 8 fottutissimi chilometri. Che tensione, ragazzi, una tensione che si taglia col culo proprio. Non so cosa vuol dire, ma io lo dico. Calma, Kuma, gran calma. Gran calma, Kuma. Gran calma. Siamo tutti là purtroppo. Il Come vuole provarci, il Come ci prova. Mamma mia che casino, ne arrivo troppo in volata, troppo in volata. Cagare, va. Mi sono imbottigliato nel gruppo, peccato. Questa è veramente una bestia, guarda che roba, guardate la roba, c'è una roba mostruosa. Però sono ancora qua. Siamo ancora qua. Devo cominciare a lavorare un po' io, se ne stanno un po' andando sti stronzi. È una squadra cioè forte, una squadra comunque che se la sta cavando bene. Bravi raga. Stanno scappando via qua, stanno scappando via però. Non riesco a prenderli senza scattare. Dai raga, andiamo a prenderli. Fai fatica qua, fai fatica. Dai come, dai come, dai come. Mamma mia raga. Eccoci qua. Siamo nel gruppo dei migliori però. Però sono finito. Sono finito però. Sì, il Cume è andato. Il Cume l'è andato. Porca puttana. Vaffanculo. Va. Vediamo se riesco a tenere, vediamo se riesco a tenere, non perdere troppo. Dai Cume, non perdere troppo. Vince, stravince Landa. Arriviamo tra i primi 10, bravo. Bravo Cume, mi sei piaciuto comunque. Andiamo a vedere la classifica. È stata veramente dura, troppa gente forte, troppi fenomeni davanti, però ho tenuto forse qualche big dietro. Mikel Landa, Quintana e Arufio, Masga, Rafael Masga, Inciausti, cioè. Ora abbiamo gente fortissima. Però dai, bene, sono contento. Sicuramente, sta anche nevicando adesso, sono sicuramente tra i primi 10 nella classifica generale, quindi questo è qualcosa di fondamentale. Ok, ho perso comunque 46 secondi, non è che ho perso tanto. Catroia. Siamo quarti a 30 secondi da Landa, che sboccio. Che cume, signori, che cume. Globale a punti Landa. Montagna Soler. Giovani, sono io in vantaggio solo 46 secondi però. Siamo nell'ultima solita prova di una discesa curiosa. Masca prova a partire. Attenzione Kume, oh. Kume lo vedo un attimo sulle gambe, attenzione. Il Kume è sulle gambe purtroppo, non capisco il perché. È partito Aru. Ecco, adesso il Kume comincia a navigare, bravo Kume, naviga. Naviga, porco, naviga. Ok. Stiamo qua, tutti insieme. Ecco, loro riscattano. Adesso siamo nella discesa come indiana. Troppo in discesa su tanta gente più forte. Non devono scappare troppo, mi raccomando. Bravo come 4, però se ne sono andati certi, ma porca puttana.
Ti scappano in un secondo ste merdacce. Ok, prova a ripartire lui. E prova a partire anche il Kume. Il Kume ci prova adesso. Il Kume ci prova adesso. Forse l'ho anticipata troppo. Il Kume l'ha anticipata un po' troppo, forse. Vediamo. Vediamo il Kume cosa combina. Il Kume a 1 chilometro. Dai Kume. Dai Kume. Dai Kume mostruoso. Che scatto del Kume. Non ci credo. Mi hanno recuperato all'ultimo. Cazzo, ci credevo. Cosa mi hanno recuperato? A 800 metri ero primo, anche a 700 forse. Comunque chiudo al 6° posto, mamma mia, sto facendo una vuelta catalana mostruosa. Una roba fantascientifica. Vediamo la classifica. Il Kume è quinto, 30 secondi. Affanculo il polls di me, ma dai, ho perso la posizione da quel porco di merda, vabbè. Globale appunti, polls, che pazzesco, che culo di merda. Montagna, Soler. Noi manteniamo bene i giovani 46 secondi. Purtroppo perdiamo la posizione. Grazie. Che sfiga. Molto gentile. Molto molto gentile, vai. Sarà un po' duretta senza borraccia, però... Siamo alla penultima salita. Siamo alla penultima. C'è molta tensione. Come vuole finire alla grande questo giro di Catalogna. Quintana prova a partire. Quintana è partito purtroppo. Quintana non è partito. E ha preso un bel vantaggio Quintana, purtroppo. Siamo sempre nel gruppone noi. Che Quintana sta perdendo. Ok, Kuma, adesso tocca a te. Adesso tocca a te, Kuma. Provaci. Dai, vecchio cuore. Dai, vecchio cuore come indiano. Eccoli qua tutti i primi. Mamma, che fatica che fa. Dai, che adesso Kuma. Dai, provaci. Dai, provaci. Cristo santo. E il Kuma scatta. Il Kuma scatta. Scattone come indiano, però si porta dietro gli altri. Niente da fare. Niente da fare. Niente, niente, niente. Non riusciamo a combinare un cazzo, anzi il primo proprio va a stravincere. Boh, mi ha proprio massacrato tutti. Peccato, va bene, dai. A posto, dai, abbiamo tenuto il quinto posto, penso, al 90%, se non vorrei dire cagate, però... ci ha proprio sorpreso Brian Guam, ma chi cazzo è? Non lo conosco, scusate, raga. Ma io sulle corse così, con i percorsi finali, proprio non mi trovo bene, non c'è niente da fare. Mai trovato bene. Vediamo la classifica. Tutti 1 minuto e 6 da quello là. Quinto, benissimo, dai, perfetto. Buon quinto posto. Appunti. Fanculo. Montagna, ha vinto Solera, stravinto. Giovani, ho vinto io 2 minuti e 15, mi sono preso ancora, perfetto. Adesso arrivano anche punti esperienze importanti. E godo. Grande Come, che impresa, che impresa. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Nel prossimo video penso che partiremo con il Giro d'Italia. Ciao!